una categoria che permette ai ragazzi di passare dal calcio a 7 dei pulcini, avvicinarsi fondamentalmente al calcio a 11, che per loro è l'obiettivo finale a cui vogliono arrivare. Ma se fosse per loro già giocherebbero a 11, perché fondamentalmente è il calcio che vedono e quindi il calcio a cui ambiscono. Insomma. Che soddisfazioni danno questi piccoli calciatori? Beh, loro sono ragazzi che hanno un entusiasmo, basta guardarli quando vengono al campo, il sorriso che spesso purtroppo nei grandi manca a loro, indipendentemente dal risultato, che si vinca, che si perda, il sorriso non manca mai a loro. Sei ancora stirato, Berto? No, mi sta passando, il tallone mi sta passando, dai. Bene, mi fa piacere, sarai pronto per la partitella di oggi? Bene, dai, sì. Mi fa piacere, Berto. Buon Natale alla mia famiglia. Merry Christmas. Buon Natale al Calcio Padova. Buon Natale al mister e al presidente. Buon Natale, Presidente. Buon Natale al Calcio Padova. Buon Natale alla mia maestra. Buon Natale ai miei compagni. Buon Natale in generale. Che il Padova vinca le partite. Che ci arrivi la maglia nuova di gara. Gli indumenti nuovi. Un campo di allenamento nuovo. Buon Natale! Questi ragazzi così giovani come fanno a conciliare il calcio e la scuola? Purtroppo non è una cosa facile perché hanno per la prima volta il passaggio dalle elementari alle scuole medie e per quanto riguarda l'allenamento abbiamo spostato l'allenamento dalle 5 alle 7 alle 3 alle 5, quindi per alcuni di loro, specialmente quelli che vengono da un po' più lontano, è un lavoro continuato fino a magari alle 7:30, 8 di sera e dopo devono organizzarsi per i compiti, quindi il passaggio più difficile per loro è l'organizzazione. Sono dei bravi ragazzi comunque. Sì, dopo se avete occasione di vederli vi divertirete, insomma, anche voi. Speriamo di trovare squadre forti, no? Come quelle là del campionato. Ti voglio bene, Michela. Speriamo il Padova risalga un po' le classifiche e niente. Ciao mamma, ti voglio bene. Buon Natale, Presidente! Ma che Presidente?